Rieccoci in diretta, pochi secondi alle 17:30 in punto e dunque riprende la nostra edizione straordinaria con la quale vi accompagniamo verso il telegiornale del Veneto con tutti i servizi della giornata e poi ci saranno tutti i dettagli della nuova ordinanza firmata oggi dal governatore del Veneto Luca Zaia che entra in vigore dalla mezzanotte. Con tutte appunto le novità, anche delle restrizioni che riguardano, come abbiamo sentito stamattina, i mercati, ma anche la spesa al supermercato, ma non solo. Ovviamente vi invito a seguire il telegiornale Veneto per avere tutti i dettagli della nuova ordinanza e delle novità di oggi, peraltro anche il dato nuovo di 1031 persone dimesse, quindi la prima volta che i dimessi superano diciamo, i ricoverati nella differenza, il delta, la differenza tra ricoverati e dimessi, e questa è una buona notizia, anche se, e lo abbiamo ripetuto tante volte e lo ripeteremo ancora, la guardia deve restare alta. Vediamo allora i dati del bollettino di questa mattina che ovviamente fra poco verranno aggiornati, ma resta appunto quei 9.108 attuali contagiati, casi positivi con più 213 nella notte, che fanno salire a 2.464 i casi positivi dall'inizio dell'emergenza in Veneto, oltre 20.000 le persone in isolamento. È chiaro che il numero dei positivi sta aumentando anche per effetto dei tamponi e questo era uno degli obiettivi del piano Marshall sanitario del Veneto. L'obiettivo è, cioè il risultato del piano, come si diceva all'inizio, sarà più persone positive, ma in teoria meno ricoveri e meno soprattutto in terapia intensiva. I dati stanno dando ragione a questo piano perché continua a diminuire, seppur di poco, il numero delle persone ricoverate, -7 almeno questa mattina, e stabile il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva con 0 accessi. Poi vedremo questa sera, la situazione come sempre è fluida, per cui potrebbe cambiare in meglio o in peggio nelle prossime ore. Contagi, dicevamo, e tra le città, tra le zone diciamo, dove comincia un po' a preoccupare la situazione da qualche giorno, c'è anche Cortina d'Ampezzo. Allora noi abbiamo il collegamento Skype proprio il sindaco Gianpietro Ghedina. Buonasera. Buonasera. Buonasera, allora ci fa un po' il quadro di quello che sta accadendo a Cortina? Abbiamo sentito un po' in questi giorni della situazione che comincia un po' a preoccupare. Sì, la situazione è critica, nel senso che abbiamo diverse persone positive e percentualmente rispetto alla popolazione residente è sicuramente molto alta, perché ci sono oltre 60 persone. Faccio presente che però fino all'8 di marzo purtroppo l'attività turistica della nostra località era in pieno fermento, quindi 35-40 mila persone che erano sul territorio, e quindi oggi scontiamo appunto queste problematiche date ovviamente dai forti afflussi delle settimane passate. Ecco, proprio di questo si dice, è stato fatale quel weekend. Ma in realtà ovviamente Cortina, come altre località turistiche invernali, in particolar modo ovviamente quelle vicine a noi, la Val Badia piuttosto che la Val Gardena, quindi con grosse affluenze turistiche a fine febbraio e la prima settimana di marzo, ovviamente pagano il costo più alto. Ovviamente c'era la percezione delle problematiche erano molto, molto minori, poi via via ovviamente l'emergenza è passata veramente con una forte appunto rischiosità. Ovviamente adesso la situazione è sotto controllo da alcune settimane, diciamo siamo tutti ligi nel rispetto delle regole, però diciamo che il contagio sicuramente è riferibile a quel periodo. In quel periodo si è sottovalutato il problema, secondo lei? No, beh, in generale c'è la percezione del problema e comunque diciamo l'informazione, quindi anche dai media e comunque anche a livello ovviamente nazionale era quella, nel senso che sembrava appunto che le problematiche fossero sicuramente molto minori. Sta di fatto che le piste da sci e gli impianti erano aperti fino all'8 di marzo. Dopodiché ovviamente c'è stata giustamente una stretta e comunque diciamo il contagio nel frattempo è andato avanti. Ecco, vogliamo anche spiegare questo, c'erano gli impianti aperti, quindi cosa avrebbe potuto fare lei di concreto per fermare questo afflusso? Nulla purtroppo, perché per quanto riguarda gli impianti le scelte e le decisioni sono a livello regionale e i provvedimenti a livello nazionale.
Quindi devo dire la verità, perché l'8 di marzo si è chiuso tutto, cioè tutto il circuito del Dolomiti Super Ski, quindi da Cortina, quindi Val Gardena e tutte le zone limitrofe, è stato contemporaneamente chiuso, e quindi c'è stata una stretta sul turismo complessivo e quindi il via all'emergenza. Ovviamente tutto quello che si poteva fare come sindaco l'ho fatto e lo stiamo facendo. Dall'altra parte ovviamente siamo sottoposti a questi DPCM che in qualche modo da una parte forse erano un pochettino troppo aperti fino a qualche settimana fa. Certamente la stretta delle ultime settimane sicuramente è molto più importante, sicuramente più forte, più d'aiuto. E adesso che arriva il weekend pasquale, come vede la situazione? Beh, ovviamente innanzitutto devo dire che ci sono stati più tavoli con la prefettura, in particolar modo avuto con la prefettura di Belluno, per richiedere una intensificazione dei controlli, che sono già molto forti, ma in particolar modo su questo weekend e sul prossimo ci sarà una forte intensificazione, non solamente con i blocchi sulla strada, ma anche con un controllo di elicotteri e di droni e addirittura di controllo targhe. Quindi ci sarà veramente una task force al lavoro per H24 per far sì appunto che a nessuno passi per la mente, insomma, di non rispettare la legge, di poter appunto in qualche modo pensare di venire nella nostra località. Ecco, per quanto riguarda il tema delle seconde case, per esempio, lì le maglie dei controlli come sono? Perché anche quello è un fronte aperto soprattutto per località come Cortina. Sì, devo dire che comunque ci sono diverse persone che erano qui precedentemente al decreto dell'8 marzo e quindi di proprietari di seconde case, e quindi loro sono nel diritto di rimanerci. Ovviamente la stretta che stiamo facendo di controlli è quello che non si verifichi che altre persone giungano nel nostro territorio, ovviamente al rispetto delle regole. E soprattutto insomma, che la gente insomma, stia attenta a rispettare tutto quello che è previsto dai decreti legge. È certo che una località come Cortina insomma, c'è una forte tensione e attenzione. Molto spesso i proprietari di seconde case pensano di essere a Cortina magari in quarantena, ma in qualche modo forse in ferie, e quindi bisogna che anche loro stiano alle regole, non uscendo di casa o magari nei giardini come qualche volta purtroppo accade. Siete sentito della ordinanza del governatore Zaia, la stretta insomma anche su alcuni punti, cosa dice? La stretta va benissimo, era assolutamente dovuta, quindi corretto che chi vada frequenti gli esercizi pubblici sia provvisto di guanti, di mascherina. Benissimo ogni stretta, bisogna assolutamente fare un sacrificio per questa e per le prossime settimane, insomma, se vogliamo tutti insieme uscire da questa situazione di grave e triste emergenza. Che sensazione ha lei che insomma è il sindaco di Cortina, vedere Cortina in questa, così diciamo, in questa situazione così surreale, paradossale, insomma è un po' la accomuna ai sindaci, a altri sindaci delle città d'arte, penso a Venezia, insomma a Cortina, ecco, in questa emergenza, in questo scenario un po' paradossale e surreale. Sì, è uno scenario paradossale, devo dire la verità che abbiamo avuto una straordinaria stagione invernale. Diciamo, siamo caduti in questo marzo che ha preceduto un po' il nostro fuoristagione, perché noi siamo anche abituati ovviamente ad un paese chiuso, di attività chiuse. È certo che per noi registriamo una serie di difficoltà, prima di tutto il fatto che avevamo programmato le finali di Coppa del Mondo giusto appunto a fine marzo e che non abbiamo potuto disputare, che era un importante test event per i mondiali del prossimo anno, e quindi ovviamente dobbiamo sopperire a questa situazione. Dall'altra parte devo dire che comunque stiamo programmando e anzi riprogrammando la stagione estiva, e con diversi scenari a seconda di come potrà evolversi la situazione. L'attività amministrativa comunque va avanti, insomma cerchiamo e speriamo che il sacrificio di tutti ci porti il prima possibile fuori da questa brutta situazione. L'ultima domanda, fiducioso che la situazione dei contagi si possa, come dire, delimitare a Cortina? Sì, ma sicuramente io assisto in questo momento ad una situazione di contagi soprattutto all'interno dei nuclei familiari, quindi magari il padre e la madre che lo trasmettono ai figli e la nonna alle zie, quindi
in realtà si sta cercando appunto di ovviare a queste situazioni. Dall'esterno fortunatamente diciamo non ci sono persone che giungono a Cortina, e questo deve essere l'augurio e anche l'imperativo che deve vigilare sul fatto che nessuno deve arrivare all'interno del nostro territorio. Ci sono iniziano ad esserci le prime guarigioni, quindi mi auguro che ci sia un assestamento, un miglioramento già a partire dalla prossima settimana. Nella speranza che abbiamo un po' tutti, ovviamente. Grazie allora, grazie al sindaco di Cortina D'Ampezzo, Gianpietro Ghedina, grazie davvero. Allora, a proposito di contagio, a proposito di quella che potrebbe essere la seconda fase, ne abbiamo parlato questa mattina con le parole del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, che ha parlato di quel 16 maggio, plausibile proroga delle misure. Ecco, ne ha parlato stamattina anche l'Istituto Superiore di Sanità. Allora vediamo un estratto proprio sulla cosiddetta seconda fase del contagio. I dati italiani sembrano confermare il fatto che queste misure iniziali di contenimento, di distanziamento sociale, molto dure, molto coraggiose, però stanno dando i loro effetti. Chiaramente prima o poi ci sarà probabilmente un riavvio magari graduale, magari parziale, delle attività produttive. Questo dopo la deciderà il CTS, cioè il CTS darà consigli dopo al governo, che il governo, come chiaramente la politica, dopo a decidere sentiti i tecnici in autonomia. Naturalmente quello che ci sentiamo di dire è che bisognerà rafforzare molto il controllo sul territorio, quindi identificazione precoce dei casi, isolamento dei casi, contact tracing, quindi rintracciare i contatti, essere molto più attivi e proattivi sostanzialmente nelle misure di controllo a livello locale, sviluppare anche delle strategie per diminuire, minimizzare la trasmissione laddove, anche quando c'è distanziamento sociale, può continuare, come per esempio all'interno dei nuclei familiari e soprattutto fra gli operatori sanitari. Questo è un tema particolarmente importante, perché purtroppo per una serie di motivi gli ospedali prima, adesso le RSA, le residenze assistite, hanno fatto un po' da amplificatore dell'epidemia, no? Perché dopo se un operatore sanitario ammala rischia anche il paziente, rischia anche la famiglia e siccome non sempre abitano nello stesso comune gli operatori sanitari, dopo si possono trasferire e trasferire con loro l'infezione nei comuni vicini. Quindi chiaramente se ci sarà una fase 2 dovrà essere graduale e dovrà tener conto di interventi molto mirati e molto proattivi per minimizzare il rischio, per minimizzare la circolazione virale. Avete sentito, quindi necessario il controllo, rafforzare i controlli che sono in mano, ovviamente saranno in mano anche ai sindaci. Allora, di sindaco in sindaco abbiamo visto, parlato con il sindaco di Cortina D'Ampezzo Ghedina. Adesso vediamo le immagini che hanno fatto un po' il giro del web, poi come dire, rilanciate anche da Matteo Salvini su Twitter, ma non solo, anche su Instagram, del sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, che ha ammainato, diciamo così, la bandiera dell'Europa dal suo comune, chiaramente in polemica con l'Europa in questi giorni. Altri sindaci leghisti lo hanno fatto, non tutti per la verità, mentre ovviamente i sindaci, nella maggior parte, insomma, i sindaci del centro-sinistra invece l'hanno mantenuta. C'è questa polemica politica ovviamente in corso sull'Europa. Il richiamo all'Europa comunque viene anche dal governo, come sappiamo anche forte, ma questo gesto insomma ha fatto un po' il giro del web. Allora lo vediamo e poi parliamo anche con il diretto interessato, ma non solo. Guardate. Come vedete ho messo 2 cappi, 2 spaghi alla bandiera europea, ad una bandiera d'Europa che in questi giorni l'Europa non ci sta dando una mano. Non è l'Europa che noi abbiamo immaginato, non è l'Europa vicina ai popoli, non è l'Europa dei popoli, ma sembra essere sempre di più il giardino della Germania. Io penso che nessuno dei nostri nonni, nessuno dei nostri bisnonni pensasse di fare una guerra per liberare l'Europa e consegnarla per la 3ª volta in 100 anni alla Germania. La protesta che noi oggi abbiamo voluto fare e vogliamo significare è di sospendere la bandiera europea, perché non ci sta rappresentando.
l'Europa di oggi non ci sta rappresentando, e questa sospensione rimarrà, sperando che non diventi una eliminazione della bandiera europea per protesta, e spero che altri portino avanti questa protesta, che non è essere anti-europei. Diciamo, avvolgere la bandiera europea non vuol dire essere anti-europeisti, vuol dire non conformarsi al pensiero generale di un'Europa fondata sulle banche, fondata sulla Germania. Io non sono anti-europeista, la stragrande maggioranza degli italiani non sono anti-europeisti, la stragrande maggioranza degli italiani non vuole questa Europa, vuole un'Europa che abbia la sensibilità e la vicinanza ai suoi, rispetto ai bisogni, e deve essere vicina ai bisogni della gente. Allora, così il sindaco Schiesaro, che adesso abbiamo in diretta via Skype. Buon pomeriggio, sindaco. Eccola qua. E abbiamo a fianco a lui, eccola qua, che adesso si accomoda, il sindaco di Roncade, Pieranna Zottarelli. Buonasera. Buonasera. Ecco, quindi sound check fatto, mi sentite tutte e due, perfetto, benissimo. Allora, abbiamo visto il sindaco, allora siccome abbiamo visto per adesso le parole del sindaco Schiesaro, do un attimo subito la parola per un primo commento al sindaco di Roncade, che è del centro-sinistra. Come commenta questo ammainare la bandiera, giusto o sbagliato secondo lei? La bandiera dell'Europa? No, la bandiera dell'Europa secondo me non va assolutamente ammainata, anzi al contrario, va stimolata l'Europa, e noi siamo europei, perché l'Europa faccia tutto quello che è necessario in uno spirito di solidarietà con tutti i suoi popoli e quindi con tutte le nazionalità che le compongono, e dare una risposta concreta, ma veramente concreta, quindi reale, risorse a disposizione delle popolazioni che stanno vivendo questo difficile momento. Garanzie per l'emissione dei BOT e dei prestiti e finanziamenti laddove occorrono. Quindi secondo lei è stata una strumentalizzazione politica? Può essere che venga intesa anche in questo senso. Diciamo che non appartiene al nostro modo di essere ammainare le bandiere, anzi nei momenti di difficoltà si fa squadra e si pretende che la facciano anche coloro che condividono lo stesso percorso, perché siamo tutti sulla stessa barca e quindi bisogna remare tutti nello stesso senso. Schiesaro, lei cosa dice? Ma io dico che si dice che i francesi e i tedeschi siano entrati in Europa da francesi e tedeschi, ma gli italiani sono entrati in Europa da europei. Questo è proprio una grande differenza e modo di vedere le cose. Gli italiani sono entrati in Europa con grandissimo entusiasmo e sono ancora, per la stragrande maggioranza, sono europeisti. Sono europeisti come lo sono io. Però noi non possiamo continuare ad avere questo genere di politica europea. Siamo tutti europeisti, io per primo, ma non sono per questa Europa. Perché vedete, l'Europa è nata, lo sapete meglio di me, è nata dalle macerie del primo e del secondo conflitto mondiale, è nato un grande sogno di vederci tutti uniti, soprattutto per evitare che si replicassero i conflitti mondiali che hanno visto anche l'insorgere di nazionalismi, ma i grandi precursori dello spirito europeo come Schuman, De Gasperi, Spinelli, Adenauer hanno lavorato per creare un'Europa sulla base della solidarietà e del mercato, e quindi dell'aiuto e quindi della sussidiarietà. Oggi invece, quando parliamo di Europa, sento parlare di BCE, di tassi di interesse, di SME, di MES, sento parlare solo ed esclusivamente di questo, non sento parlare di aiuto. Quindi il fatto di ammainare la bandiera, che non è altro che diciamo avvolgere attorno al palo la bandiera europea con due cappi, quello economico e quello finanziario, è la sintesi perfetta dell'Europa di oggi. Un'Europa che è troppo legata al pensiero tedesco e poco avvezza ad ascoltare le sensibilità dei popoli, vuoi oggi mediterranei, ma vuoi anche il popolo francese, che stanno provando sulla loro pelle le difficoltà e devono trovare una risposta, e tutti noi dobbiamo dare una risposta. Tanto è vero che io in primis non ho mai detto
non ho mai parlato contro il governo, anzi ho sempre detto è bene che il governo vada in Europa e batta i pugni, ma è necessaria una forma di protesta, perché vedete, se io non avessi fatto quel gesto là, che poi ha preso il seguito anche da altri, forse in altri modi che meno, che non dico che disapprovo, ma sono meno d'accordo, sicuramente non si sarebbe entrati a parlare. Bravo, bisogna creare dibattito, bisogna parlare, non bisogna sempre dire sì signore ed essere conformisti. Zottarelli, bisogna parlarne comunque. Beh, Conte è stato abbastanza duro, no? in questi giorni, ma può bastare un richiamo così? C'è da fare qualcosa di più concreto? No, certamente bisogna coinvolgere dal basso le popolazioni, perché l'Europa non deve essere l'Europa degli stati o l'Europa dei governi, deve essere l'Europa delle popolazioni, dei nostri studenti che vanno e dei nostri lavoratori che vanno all'estero e di quelli europei, degli altri paesi europei che vengono in Italia, quantomeno nei periodi in cui si poteva fare, visto la quarantena a cui tutti siamo soggetti. Ce ne siamo resi conto dall'altissimo numero di persone che sono rientrate nei nostri comuni, nei nostri territori, di quanto siamo veramente europei nei viaggi, nei lavori, nelle attività. Per cui non dobbiamo assolutamente chiuderci, ma dobbiamo dimostrare che come noi siamo solidali, e gli italiani, i veneti in particolare, lo sono sempre stati, devono esserlo anche gli altri paesi. Non ha senso chiudersi in questo momento è il momento in cui dovremo essere ancora più aperti e ancora più solidali. Ma ripeto, servono misure concrete. Dice appunto Schesaro, però non possiamo dire sempre di sì, questo è il concetto. No, ma non è questione di dire sempre di sì, ci mancherebbe anche altro. Si dicono anche tutti i no che servono, non è che dobbiamo essere sudditi, noi dobbiamo essere cittadini di questa Europa. Cittadinanza che implica la responsabilità, implica diritti e implica doveri. Noi facciamo la nostra parte e la chiediamo e la pretendiamo anche dagli altri, dandone per primi l'esempio. Correttezza, trasparenza, ma efficacia nei comportamenti di tutti. Schesaro, non si abbassa la testa nei confronti di nessuno. Lei è ottimista su questo per i prossimi mesi? Direi di sì, perché ho già visto degli atteggiamenti mutati rispetto a quelle che erano le iniziali battute, e devo dire che se all'inizio potevano pensare in qualche paese che il problema coronavirus non li avrebbe toccati, avrebbe riguardato solo ed esclusivamente l'Italia, si sono resi conto invece, anche per come abbiamo saputo finora rispondere nonostante i limiti, però chiaramente un'emergenza è un'emergenza e implica anche degli errori, hanno visto come reagiscono gli italiani e quindi sono certa che ci daranno un aiuto, così come noi a nostra volta lo daremo quando toccherà ad altri paesi, così come in passato abbiamo fatto, non ci siamo mai tirati indietro. Non a caso l'Italia è tra i paesi fondatori dell'Unione Europea. Schesaro, lei è ottimista o per i prossimi mesi oppure pessimista? No, io penso che ottimista dice sull'Europa o sul Covid? Sull'Europa. Ma io sono di natura ottimista, ho speso 10 anni e ho investito 10 anni della mia vita studiando l'integrazione europea, per la quale ho anche dedicato tanti anni di studi. Io sono di natura ottimista, ma l'ottimismo e i risultati avvengono con il lavoro e avvengono con la dedizione, almeno io ho sempre imparato questo, e se oggi c'è un accenno di miglioramento è perché c'è la protesta accorata dei popoli e soprattutto di alcuni amministratori che intendono modificare l'atteggiamento attuale, che non è sano, è un atteggiamento che non porta distante. E se oggi c'è il SUAR, che è questa assicurazione che sembrerebbe arrivare nei confronti dei disoccupati, è un primo passo, però vedete quanta fatica. Se noi dicevamo sì va bene, accettiamo diciamo il MES, come pare che vogliono ancora propinarci, non si fa strada, perché il MES in buona sostanza ci prestano dei soldi e noi dobbiamo fare dei tagli, tagliamo i dipendenti pubblici, tagliamo la sanità, tagliamo i servizi. Sono capace anch'io a tagliare per far quadrare i conti, ma il problema è che noi oggi stiamo subendo una crisi sanitaria e poi anche economica esogena, non è endogena, cioè è un problema che è arrivato da fuori anche Europa, ma l'Europa per reagire
cioè perché sia Europa e sia forte deve agire in maniera coesa, non che i paesi del nord dicano continuate a fare debito o aderite al MES. Ma scusate un attimo, ma non è così che si ragiona, anche perché i soldi che sono arrivati a noi amministratori ieri, l'altro ieri, sono soldi delle tasse dei nostri concittadini che il governo Conte ha dato ai singoli comuni, sono soldi nostri, non sono soldi europei. Allora per ora noi non stiamo ricevendo aiuti dall'Europa, come non lo stanno ricevendo neanche peraltro gli altri paesi europei. Quindi io sono ottimista se l'Europa cambia, sono ottimista se la Germania non pensa ancora di gestire praticamente l'Europa come se fosse il giardino fiorito sul quale piantare i tulipani olandesi, perché vedete, mio nonno era un partigiano e gli altri di quella generazione hanno combattuto i nazisti, i fascismi e i totalitarismi, ma non pensavano di dare per la terza volta in 100 anni il destino dell'Europa nuovamente alla Germania. Non credo loro immaginassero questo. Allora bisogna riequilibrare le vicende. Non è possibile che una Finlandia e un'Olanda, che creano un PIL quanto la regione del Veneto, possano permettersi di bloccare interamente una politica della sussidiarietà e della responsabilità solidale che deve reggere forzatamente questa Europa. Se l'Europa non è solidale e non è sussidiaria, l'Europa non si fa. Certo. Una cosa invece, venendo proprio a voi, perché voi siete i sindaci, quelli in prima linea, e torniamo allora all'epidemia, lasciando i temi diciamo europei, anche se sono chiaramente molto legati, perché poi quello che capita in Europa si riflette ovviamente anche da noi. Sugli aiuti di questi giorni, sul fondo, i buoni spesa e gli aiuti per i comuni, Zottarelli, qual è il suo giudizio di questi giorni? Beh, indubbiamente sono un piccolo anticipo su quello che sarà necessario, perché sono chiaramente dei denari che vengono anticipati ai comuni su quelle che sono anche di sostanza le loro spettanze. Le entrate dei comuni saranno radicalmente ridotte quest'anno per effetto del tracollo, anche dal punto di vista delle attività economiche, e quindi della necessità anche per le imprese di effettuare altri investimenti prima di pensare al pagamento di imposte e di quanto dovuto agli enti. Perciò ci saranno da rivoluzionare tutti i nostri bilanci, sia in termini di programmazione sia in termini di risorse finanziarie. Però è chiaro che quello che ti arriva anche in termini di liquidità per poter essere immediatamente investito e speso sul territorio attraverso la solidarietà anzitutto a quelle che sono le necessità delle famiglie, viene immediatamente impiegato. Quindi noi abbiamo, oltre ad aver sottoscritto l'ordinanza, abbiamo predisposto l'organizzazione per la concessione alle famiglie che sono in difficoltà e che quindi hanno questo disagio economico estremo dei buoni alimentari. Quindi sui poco meno di 78.000 euro che sono arrivati al nostro comune abbiamo già predisposto le modalità per l'erogazione dei buoni stessi, che saranno messi a disposizione nei prossimi giorni delle famiglie che ne faranno richiesta. Su tutti i canali social e sul sito del comune ci sono già predisposti il bando sia per gli esercizi commerciali di prossimità, in modo che anche si limitino gli spostamenti e si dà subito un aiuto concreto anche alle attività presenti sul territorio, dove i cittadini potranno andare ad acquistare i generi alimentari, i beni di prima necessità. Anche a Cadoneghe è stato attivato ovviamente il servizio dei bonus? Scusate, dei buoni spesa, no dei bonus. Sì, dei buoni spesa. Sì, beh, da noi il giorno 30 di marzo sono entrati 85.800 euro e l'anticipo del fondo di solidarietà al 60%, quindi 1.100.000. Eccoli qua, sono questi i bonifici che sono arrivati direttamente nelle casse del comune. Sono dei soldi che noi adesso andiamo a gestire, parlo del fondo di solidarietà alimentare. Sapete che erano due, il fondo di solidarietà si divideva quota A e quota B. La quota A sono gli 85.000, la quota B naturalmente a noi non abbiamo preso una lira e non prenderemo niente, perché l'indice di povertà di Cadoneghe è più alto rispetto a quello nazionale, quindi naturalmente questi territori non prenderanno una lira, e anche su questo io avrei molto da dire, perché noi insieme alla Lombardia siamo i territori più colpiti dal Covid e stiamo prendendo meno. Magari altri comuni del meridione stanno prendendo 3 volte, 4 volte Cadoneghe
Cadoneghe o il comune di Breganziol, però diciamo non hanno magari hanno pochissimi contagiati o non hanno subito questo problema, quindi anche qua io avrei da dire sulla ripartizione. Comunque noi stiamo dando priorità ai cassaintegrati, ai disoccupati, agli infermi, ai malati, a quelli che hanno degli anziani in casa, a chi allatta, a chi è in attesa di un bebè, quindi stiamo dando la priorità a questo. Abbiamo dato un limite di 5.000 euro di capacità in conto corrente, quindi tutti quelli che hanno più di 5.000 euro al 29 marzo non entreranno a far parte di questo sussidio. Questo perché la volontà dell'amministrazione è dare da mangiare a chi ha fame. A proposito di ordinanze, lo chiedo a tutti e due, avete visto oggi è stata firmata l'ordinanza regionale, la stretta per esempio sui mercati. Poi adesso la palla passa a voi sindaci, perché dovrete in qualche modo organizzare i mercati contingentati, i mercati rionali contingentati. La preparerete immagino nei prossimi giorni, credo. Lo chiedo prima a Zottarelli. Beh, per quanto riguarda Roncade, no, il mercato resta chiuso, rimane chiuso fino a nuove disposizioni, perché noi teniamo una forte attenzione a quella che è anche la necessità di rimanere il più possibile a casa. La settimana prossima sarà la settimana cruciale. Io devo ringraziare i nostri concittadini perché sono stati bravissimi, devo dire che sono riusciti, nonostante il bel tempo, a trattenersi. Qualche eccezione ovviamente c'è stata, ma la stragrande maggioranza dei cittadini ha risposto positivamente e i risultati si sono visti. Pertanto non cambiamo per questa settimana e ci auguriamo che sia proprio la settimana della svolta, che poi consenta un'apertura graduale ed una ripresa anche economica graduale. E dal punto di vista della solidarietà mi permetto anche di aggiungere che Roncade, oltre alla predisposizione dei buoni spesa alimentari per le famiglie che hanno perso il lavoro, che sono quindi in gravi difficoltà economiche e anche di tipo finanziario, ha anche predisposto l'apertura di un apposito conto corrente per l'emergenza Covid, in cui coloro che hanno già manifestato l'intenzione di donare, li ringrazio fin da subito, persone fisiche, familiari e anche imprenditori, hanno la possibilità di donare, donazioni che poi è dal punto di vista della detrazione fiscale deducibile e anche dal punto di vista sia per il reddito sulle persone fisiche sia dell'IRAP per quanto riguarda l'impresa. È una comunità che quindi si dà una mano e mette a disposizione anche delle risorse per chi avesse delle difficoltà a pagare per esempio l'affitto, piuttosto che le utenze o piuttosto che l'assicurazione o quant'altro di indispensabile e differibile. Quindi ci si dà una mano anche tra comunità. Quindi da voi il mercato resta chiuso, era già chiuso e resta chiuso. A Cadoneghe com'è la situazione? Da noi a Cadoneghe invece il mercato alimentare era aperto, però da domani, e parlo del mercato rionale, certo, già vendeva solo generi alimentari, da domani siamo costretti a chiuderlo perché non siamo in grado di ottemperare alle giuste, peraltro, considerazioni presenti in ordinanza della Regione che condividiamo in pieno, però per la collocazione, la dislocazione in una grande piazza non abbiamo la forza, oggi domani diciamo di garantire la prosecuzione, non siamo neanche in grado di far rispettare le prerogative presenti in ordinanza, quindi abbiamo deciso di sospendere i mercati rionali che vendono gli alimentari. Quanto invece alla solidarietà, io credo che Cadoneghe in questi giorni stia manifestando, io sto dicendo si è completamente risvegliata, c'è una sorta di risorgimento solidale e caritatevole da parte dei concittadini che proprio qui in municipio stanno affluendo derrate alimentari, quindi beni di prima necessità e anche per l'igiene personale, che stiamo insieme alla parrocchia costituendo tanti piccoli pacchi alimentari che andremo a consegnare una volta alla settimana alle famiglie in difficoltà, che per ora sono circa un centinaio qui a Cadoneghe. Abbiamo anche aperto un conto corrente che è quello di tesoreria a sostegno della protezione civile con causale Covid-19. Abbiamo già in pochi giorni più di 130 donatori, abbiamo raccolto oltre 8.000 euro che sono soldi che andranno a sostegno della protezione civile
civile e voglio dire di tutte le iniziative a sostegno dei più bisognosi, e devo dire grazie ai cittadini che stanno manifestando ora più che mai di essere, oltre che dei veri italiani che danno una mano nel momento di bisogno, intervengono, ma sono proprio parte dello strato culturale che fa della Caritas e della Pietas la direttrice di intervento del proprio agire, quindi amore e voglio dire rispetto nei confronti di chi ha bisogno. Se c'è una cosa che ha confermato è la grande forza solidale dei Veneti, questa emergenza, se c'era bisogno di dimostrarlo. Grazie allora ai sindaci che sono in prima linea in trincea, grazie a Marco Schesaro, grazie a Pieranna Zottarelli di essere stati con noi, anche le vostre opinioni insomma anche sulla questione europea, importanti per capire due opinioni diverse, due visioni diverse, ma poi alla fine vedete i sindaci che sono in trincea diciamo sono d'accordo su molte delle cose da fare concretamente. Allora pochi istanti di pubblicità e poi torniamo in diretta. Di nuovo in diretta con la nostra edizione straordinaria, fra poco meno di mezz'ora il telegiornale del Veneto, da non perdere perché vi daremo appunto tutte le indicazioni nel dettaglio della nuova ordinanza regionale del Veneto, firmata oggi, che entra in vigore da mezzanotte, con le misure, alcune misure più restrittive in vigore fino al 13 di aprile. Un altro appuntamento che vi ricordo prima di lanciare il prossimo servizio, che riguarda un'importante novità partita oggi dall'ULSS di Padova. Domani alle 13:30 circa, dopo la conferenza stampa del governatore Zaia, ci sarà un nuovo appuntamento con la CGIL, quindi il sindacato dunque che si collegherà con noi via Skype con i suoi ospiti, e quindi parleremo ancora di tutte quante le problematiche legate al lavoro nell'emergenza coronavirus, e come è successo mercoledì vi daremo la possibilità di intervenire in diretta per porre tutte le domande del caso. Quindi in 13:30 circa dopo la conferenza stampa di Zaia, appuntamento dunque con la CGIL, vi daremo tutte le risposte che voi di cui avete bisogno facendovi intervenire in diretta. Torniamo allora a parlare dell'epidemia di coronavirus, in attesa dei dati del bollettino serale che dovrebbero arrivare a breve. Al via all'ULSS di Padova i cosiddetti test veloci, test rapidi anticorpali. Sentite. Si sta avviando proprio oggi, in questi giorni, la metodologia dei test rapidi. Sono dei kit che consentono nel giro di un'ora di avere una risposta sulla positività, sulla presenza o meno di anticorpi che attestano che ci sia stato il contatto con il virus. Quindi stiamo implementando a livello regionale, sono state distribuite a tutte le aziende un primo quantitativo di kit, stiamo implementando anche questa metodologia. Test rapidi per avere risposta in un'ora alla positività al virus. Un monitoraggio costante da parte dell'azienda sanitaria Euganea, così il direttore generale Domenico Scibetta nella conferenza stampa tenuta sui social network, in cui ha spiegato anche chi beneficerà di questi test. Per quanto riguarda poi la modalità di cosiddetto screening epidemiologico, è chiaro che si stanno avviando alcune progettualità molto importanti per estendere in base alle indicazioni regionali, per estendere la valutazione della positività al coronavirus a categorie, a soggetti, a cerchi concentrici, in maniera da allargare a fette di popolazione sempre più ampia, cominciando da quelle categorie a rischio, abbiamo detto le strutture residenziali, ovviamente tutto il personale sanitario. Il direttore generale ha anche fatto il punto sulle case di riposo, con un ulteriore decesso nella notte tra giovedì e venerdì, che porta il numero dei morti a 36. Di questi 24 sono spirati all'interno delle strutture che li ospitavano. Scibetta ha anche sottolineato come l'ospedale di Monselice, allestito per fronteggiare l'emergenza, al momento non sarà utilizzato. Non è scattato a oggi questo piano di grande allarme, e i numeri che prendiamo con doverosa prudenza ci dicono
che a oggi non c'è nessun motivo per pensare di poter ricorrere a quei letti in quel piano di emergenza che includeva anche l'ospedale di Monselice. E a proposito di case di riposo nel Padovano, il caso Merlara, del caso di Merlara si è parlato per giorni e arrivano buone, chiamiamole così, notizie dalla casa di riposo di Merlara, perché c'è il terzo giorno senza nuovi decessi. Nessun nuovo decesso, fermi a 22 gli anziani ospiti della casa di riposo di Merlara che non ce l'hanno fatta a superare il coronavirus. Qui si torna a sperare, una grande mano è arrivata dall'esercito, racconta il sindaco Claudia Corradin. L'aiuto dell'esercito è fondamentale e questo insomma ci piace molto. Ieri poi è venuta anche la task force della regione per conoscere meglio la realtà e aiutare a fare questo piano regionale per i pensionati. Una visita per conoscere, capire, confrontarsi e avere strumenti per preparare il piano regionale per superare l'emergenza nelle strutture che accolgono anziani. Procedono anche i tamponi. I tamponi si stanno facendo, molte persone vanno a Este, a Parli, quindi presso una struttura ospedaliera più vicina, ma continuano a farli anche all'interno della struttura. In attesa del tampone anche il sindaco Corradin, che ha contratto il virus ed è in isolamento. Nessun problema per ora con i dispositivi per gli operatori. Abbiamo avuto una grandissima emergenza subito, però adesso un po' sono stati acquistati dal pensionato e molti ci vengono offerti da persone generose. Per il momento, per quanto riguarda i presidi, andiamo abbastanza bene. E adesso vi facciamo vedere un servizio che riguarda quelle notizie di cui abbiamo parlato questa mattina, cioè della mappatura di Google sugli spostamenti di 131 paesi, anche l'Italia e ovviamente anche il Veneto. Allora vediamo come sono stati gli spostamenti in Veneto in queste settimane. Deserto urbano. Vicenza si sveglia così, ancora una volta per l'ennesimo giorno di una primavera lontana che fiorisce dietro alle finestre chiuse. Cartoline di un Veneto fotografato anche dai numeri che mutano in grafici, in proiezioni. Nella società informatica i report di Google mostrano come si siano modificati gli spostamenti. E così, nel mondo colpito dalla pandemia, emerge il Veneto, la miglior regione italiana, quella che, in un marzo che ha rivoluzionato la nostra vita, è stata la più capace di adattarsi alle restrizioni imposte per soffocare il Covid-19. Se in Italia la mobilità verso ristoranti, caffè, centri commerciali è precipitata del 94%, il Veneto è arrivato a un calo persino del 96%. Se nel paese la mobilità verso mercati, alimentari e farmacie è scesa dell'85%, in Veneto è calata addirittura del 95% e del 91% verso i parchi, quando a livello nazionale la media segna un meno 90%. C'è chi resta a casa perché può, perché deve. C'è chi invece si muove perché una linea vitale minima bisogna sostenerla nelle attività, nella produzione. Ma le distanze sociali impongono una rivoluzione che rovescia le logiche anche negli spostamenti. Il trasporto pubblico precipita, l'italiano si dirige alla stazione dei treni o alla fermata degli autobus l'87% in meno e meno ancora, meno 89% in Veneto. Ma nella locomotiva d'Italia, tra le distese dei capannoni, delle aziende che animano l'economia nazionale, si diradano anche del 62% gli spostamenti verso gli uffici, i luoghi di lavoro, quando in Italia il calo medio è pressoché identico del 63%. Poi però c'è anche una crescita, un aumento, sono gli spostamenti verso le proprie abitazioni. In Italia sono saliti del 24%, in Veneto del 25%. Si torna a casa di più, si chiude la porta, si lasciano alle spalle le strade, le piazze. Finisce un giorno, ne inizia un altro, l'ennesimo deserto urbano.
già, è questo lo scenario che ci ha raccontato Carlo Inghileri e che nello specifico riguarda Vicenza, ma riguarda un po' tutto il Veneto. Parlava dei capannoni. Allora, tornando alla questione economica, sentite cosa ha postato oggi, un messaggio postato da Giordano Riello, vicepresidente dei giovani imprenditori di Confindustria Veneto, sulla sua pagina Facebook, e il confronto tra le misure italiane e quelle spagnole. Sentite cosa ha detto. Care amiche e cari amici, oggi mi sento in dovere di fare questo video con voi, di condividere quanto sta accadendo a livello economico, non nella nostra Italia, ma bensì in Europa. Quali sono le misure economiche che stanno intraprendendo gli altri paesi europei per combattere questo nemico invisibile? Oggi prendiamo l'esempio della Spagna. Il governo spagnolo annuncia il lockdown delle attività produttive, escluse quelle strategiche come ospedali, come l'agricoltura, come dei laboratori o altro, esattamente sulla falsa riga di quello che era stato annunciato ed è stato annunciato e attuato dal governo italiano. È nota però molto importante il fatto che potranno continuare le attività produttive che vedono coinvolti la vendita di prodotti verso clienti esteri. Ecco, la differenza tra la misura adottata dal governo iberico rispetto a quella italiana è che gli spagnoli considerano gli ordini verso altri paesi come essenziali e strategici. È un dramma questo, perché i nostri concorrenti stanno approfittando di questa situazione per mangiarci quote di mercato. Stanno informando i clienti delle aziende italiane dicendo loro che possono produrre e rispettare ogni termine e tempo di consegna. Non possiamo accettare di vanificare così gli sforzi che abbiamo fatto in questi anni. Non possiamo accettare di perdere il lavoro. Un lavoro che serve a pagare stipendi, che serve a pagare fornitori e che serve a pagare le tasse. Quelle tasse che oggi mantengono vivo il nostro sistema sanitario nazionale, grazie al cielo. Non possiamo accettare di vedere i nostri prodotti scartati oggi in favore di altri, che hanno conquistato il nostro posto, che ci eravamo aggiudicati, non perché sono più bravi o il loro prodotto è migliore, ma perché noi non siamo stati in grado di proteggerci. Dobbiamo intervenire ora, perché se non interveniamo ora, le nostre aziende andranno in un'ulteriore sofferenza. Il tempo ormai è scaduto. Queste allora le parole del vicepresidente dei giovani imprenditori di Confindustria, l'allarme insomma su questo focus particolare che riguarda il mercato estero. E con questo allarme lanciato da Giordano Riello noi ci salutiamo, quindi fra pochissimi minuti il telegiornale del Veneto, allora i tanti volti di questa giornata, a partire da nel dettaglio cosa prevede la nuova ordinanza regionale che entra in vigore da mezzanotte, ma poi tutta la parte diciamo della lotta al contagio e molto altro. Fra pochissimo dunque il telegiornale del Veneto.